Alleluia. Leggeremo alcuni passi in Marco, capitolo 3. Alleluia, gloria al Signore. Marco, capitolo 3, dal verso 7. Poi leggeremo qualche altro verso a saltare, poi leggeremo dal verso 35 fino al 41 del capitolo 4. Intanto leggiamo capitolo 3 di Marco, versetto 7. Dio sia lodato. Amen. Poi Gesù si ritirò con i suoi discepoli verso il mare e dalla Galilea una gran folla lo seguì. E dalla Giudea, da Gerusalemme, dalla Idumea e da oltre il Giordano e dai dintorni di Tiro e di Sidone, una gran folla, udendo quante cose egli faceva, andò da lui. Egli disse ai suoi discepoli che gli tenessero sempre pronta una barchetta per non farsi pigiare dalla folla, perché avendone guariti molti, tutti quelli che avevano qualche malattia gli si precipitavano addosso per toccarlo. E gli spiriti immondi, quando lo vedevano, si gettavano davanti a lui e gridavano: «Tu sei il figlio di Dio». Ed egli ordinava loro con insistenza di non rivelare la sua identità. Poi Gesù salì sul monte e chiamò a sé quelli che egli volle, ed essi andarono da lui. Ne costituì 12 per tenerli con sé e per mandarli a predicare con il potere di scacciare i demoni. Saltiamo, andiamo al versetto 20. Poi entrò in una casa e la folla si radunò di nuovo, così che egli e i suoi non potevano neppure mangiare. Capitolo 4, leggeremo dal verso 35 fino al 41. In quello stesso giorno, alla sera, Gesù disse loro: «Passiamo all'altra riva». I discepoli, congedata la folla, lo presero così com'era nella barca. C'erano delle altre barche con lui. Ed ecco levarsi una gran bufera di vento che gettava le onde nella barca, tanto che questa già si riempiva. Egli stava dormendo sul guanciale a poppa. I discepoli lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non ti importa che noi moriamo?» Egli, svegliatosi, sgridò il vento e disse al mare: «Taci, calmati». Il vento cessò e si fece gran bonaccia. Egli disse loro: «Perché siete così paurosi? Non avete ancora fede?» Ed essi furono presi da gran timore e si dicevano gli uni gli altri: «Chi è dunque costui, al quale persino il vento e il mare ubbidiscono?» Amen. 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 Fin qui la lettura della parola del Signore. Amen. Vogliate accomodarvi? Gloria a Dio, quanto bisogno al tempo di Gesù. Quanto Dio era su questa terra e camminava con gli uomini. In quel tempo quanto Dio si è fatto uomo e stava con gli uomini. Quanto bisogno. Abbiamo letto, tanta folla si riuniva. Non è scritto il numero di quant'erano, ma c'era tanta folla. Descrive lo scrittore Marco da dove venivano questa gente. Ed era una posizione geografica, una distanza geografica enorme. E non c'erano gli aerei, né treni, né metropolitana. Si camminava a piedi per incontrare Gesù. Perché c'era un gran bisogno. E io dico: ma oggi c'è ancora bisogno? Amen. Amen. Anche oggi c'è un grande bisogno di Gesù. Solo che quella folla aveva il coraggio di andare da Gesù. E riceveva. Alleluia. Oggi non si va più da Gesù, anche se si ha bisogno.
Questa grande folla era una popolazione enorme. Udendo quello che Gesù faceva, andava da lui. Quanti ammalati, malattie inguaribili, handicap, cose che nessuno poteva rimediare, tutti gli altri, ma Gesù può ogni cosa. Amen. E ancora oggi Gesù può ogni cosa. Alleluia. Gloria al Signore. Penso che da quello che la scrittura ci dice, Gesù non aveva neanche il tempo di mangiare a volte. E si stancava. Ma era sempre disponibile. Amen. Ovunque andava c'era sempre quella folla. E tutti facevano a gara per toccarlo. Persino gli spiriti immondi, quando lo vedevano, si gettavano davanti a lui e gridavano a gran voce: tu sei il figlio di Dio. Alleluia. Chi lo sfiorava veniva subito guarito. E a volte Gesù imponeva le mani per guarire, a volte con la parola guariva, e a volte si lasciava toccare. Ma una cosa è certa, tutti quelli che si impegnavano ricevevano qualcosa. Amen. Ancora oggi Gesù vuole vedere l'impegno. Amen. Se vuoi sperimentare la presenza di Dio, devi impegnarti a cercarlo. Amen? Amen. Se vuoi sperimentare la potenza di Dio, devi adorarlo, devi pregarlo, devi chiedere. Perché anche tu ed io abbiamo bisogno. Amen. Se abbiamo bisogno, questa mattina, c'è uno in grado di risolvere ogni nostro bisogno. Amen. Il suo nome è Gesù. Alleluia. Proprio come guariva quegli ammalati, ancora oggi il Signore può guarire da ogni malattia. Amen. Proprio come le persone erano liberate dagli spiriti immondi, ancora oggi il Signore è colui che libera da spiriti immondi. Amen? Amen. Alleluia. Nonostante il bisogno concreto della folla, trovava anche il tempo, il Signore, di adoperarsi sempre per l'avanzamento del regno dei cieli. Salì sul monte e chiamò a sé quelli che egli volle, ma intanto la folla era lì che lo aspettava. I bisogni non erano finiti. Per il Signore salì sul monte e io credo che sul monte abbia pregato il Padre. O no? Io credo di sì. Signore, devo scegliere 12 uomini. Guida questa scelta, Signore. Padre. Perché il Signore poteva fare tutto da solo. Ma desidera che anche chi lo serve possa collaborare con Lui. Amen. Amen? Amen. E noi vogliamo collaborare con il Signore, ancora oggi. Siete d'accordo? Amen. C'è un mondo che perisce per mancanza di conoscenze. Proprio ieri mattina abbiamo fatto l'evangelizzazione al Pieve di Cadore e voi non sapete quanta indifferenza. Io lo so perché ero lì e quelli che erano lì, quanta indifferenza. Parlavamo di Gesù. Abbiamo annunciato la salvezza in Gesù Cristo. Alleluia. Abbiamo annunciato che Gesù può aiutare l'uomo, tutti quanti. La gente è rimasta indifferente. Una sola, una, dalle 9 alle 12, solo una si è avvicinata. E ci ha detto: io apprezzo quello che dite. Alleluia. E sono convinta che la Chiesa Cattolica si sia allontanata dalla fede. Io sono convinta di quello che dite.
Perché voi leggete la parola di Dio. Ho detto, amen, sì, è vero. Noi leggiamo solo la parola di Dio. Perché la parola di Dio ci rivela chi è Dio. Ci rivela il suo piano, il suo pensiero. Amen? Amen. E l'ho invitato a venire in chiesa. Lei di Pieve? Sì, so dove siete. Ti faccia visita. Non dico per forza. Se sente il bisogno, ci faccia visita. Se sente il bisogno, ci faccia visita. L'ho detto io, parole mie. Ma gloria a Dio per i bisogni. Il bisogno ci porta a cercare il Signore. Amen. Ci sono bisogni evidenti. Certo, uno handicappato, malato, offeso in qualche parte del corpo, è evidente il suo bisogno. Ma ci sono bisogni che noi non riusciamo a vedere, ma che Dio vede. E sono dentro, nel cuore. Amen? Dio vede i bisogni dei giovani. I giovani hanno i loro bisogni. Gli adolescenti hanno i loro bisogni. Gloria a Dio. Che questi bisogni li portino ai piedi di Cristo. Amen? Amen. Tu e Dio abbiamo bisogno. Pastore, tu che bisogno hai? Sei vicino al Signore. Io ho bisogno del Signore. Credimi, sono uomo, ho bisogno del Signore. Sono fatto di carne, ho bisogno del Signore. Ma tu predichi la parola, ma ho bisogno del Signore. Che devo predicare se non c'è quel Signore? Che cosa avrò da dire? Sempre le solite cose. No, invece voglio cose nuove. Perché Dio mi dà sempre cose nuove. Dio ci dà sempre cose nuove, una parola nuova. Signore te la dà sempre. Passano gli anni, passano i secoli, cambiano i tempi, ma la sua parola non cambia mai. Amen? È come un pozzo profondo, cali il secchiello, attingi acqua, mai si esaurisce. È beato chi beve di quest'acqua, perché mai sete avrà. Amen? Alleluia! Gesù sceglie i 12 apostoli, ne costituì 12 per tenerli con sé. Che bello questa scrittura. Li ha scelti per tenerli con sé. Possiamo affermare che Gesù ci ha scelti per tenerci con Lui? Amen. Possiamo affermarlo? Gloria a Dio. E li vuole usare per mandarli a predicare con il potere di scacciare i demoni. Non aveva ancora ricevuto il battesimo dello Spirito Santo, ma lui ha dato una deroga, un potere speciale, lui può ogni cosa. E così è successo. Poi scese dal monte, entrò in una casa e anche lì una folla si radunò di nuovo. Non aveva libertà di muoversi, sempre bisogni. Signore, ancora oggi c'è tanto bisogno. Come sei entrato in quella casa, entra nella nostra casa. Alleluia. Entrò in una casa e una folla si radunò di nuovo, così che egli e i suoi non potevano neppure mangiare. Prima soddisfiamo i bisogni della gente, poi Dio provvederà anche per i nostri bisogni. Che ne dite? Amen. Gloria al Signore. E il Signore come aiuta questa gente? Parlando loro. In parabola del seminatore. Il seme che da sé germoglia e cresce, la lampada sul candeliere. Sono cose che Gesù ha parlato prima, predicava così e quella folla ascoltava. Perché non abbiamo solo bisogno dell'intervento fisico, che il Signore guarisca il corpo. C'è un bisogno ancora più profondo. E questo bisogno lo possiamo soddisfare solo ascoltando la parola di Dio. Amen? Per questo Gesù predica. Sì, è buona la guarigione, guariva molti, liberava, amen. C'è anche bisogno di ascoltare.
Amen? Amen. E questo bisogno ce l'abbiamo ancora oggi noi, di ascoltare la parola di Dio. Sapete, l'uomo non vive di solo pane. Siete d'accordo? Ma vive anche di ogni parola che procede dalla bocca del Signore. La parola che tu ascolti, che leggi, che mediti, ti dà vita, fa crescere la fede, fa maturare, ti porta più vicino al cielo. Amen. Alleluia. Per questo abbiamo bisogno. Per questo dobbiamo venire di più in chiesa, essere più assidui. Altrimenti saremo sempre bambini, spiritualmente parlando. E ci accontenteremo di avere sempre 3 anni di vita, 4 anni di vita. No. Noi vogliamo crescere o no? Amen. Amen. Vogliamo crescere nelle vie del Signore. Un profeta disse a un altro profeta: io voglio una parte doppia di quello che tu hai. Sto parlando di Eliseo. Elia in quel momento era considerato come un profeta al top, no? Parliamo umanamente per capirci. Però Eliseo voleva a tutti i costi, era determinato a ricevere ancora di più di quello che ha ricevuto Elia. Guarda, se tu mi vedrai, quando il Signore mi porterà in cielo, mi ha detto che mi porterà nel cielo. Se tu mi vedrai, allora ti sarà concesso. E così è stato. E da quel momento Eliseo ha avuto una parte doppia. Se contiamo i miracoli fatti da Dio per mezzo di Eliseo, sono esattamente il doppio di quelli di... Fate uno studio. Il doppio. Tanto investi, tanto ricevi. Alleluia, Padre. Poco frequenti, poco riceverai. Poco ascolti e poco sempre avrai. Poco metti in pratica, la tua vita sarà sempre poca nel Signore. Ma se il Signore ci ha promesso una vita esuberante, piena di gioia, una vita che può vedere la potenza di Dio, ma perché io devo dire no? Perché devi dire no e rifiutare la grazia di Dio? Ma perché? Se Gesù è lo stesso ancora oggi, ieri, oggi e in eterno, Lui è lo stesso. Alleluia. Amen? Amen. Gloria al Signore. Gesù calma la tempesta. Abbiamo letto, vero? Possiamo vivere delle tempeste. Anche se siamo vicini al Signore, anche se frequentiamo assiduamente la Chiesa, siamo battezzati nello Spirito Santo, noi possiamo vivere delle tempeste. O no? Amen. Amen. Dicevo proprio ieri, mentre mi ricordo con chi parlava, una persona. Allora, Dio non ha promesso sempre il sole. Nella Bibbia non troverai mai che Dio ha promesso che se lo servi, se lo segui, ti andrà una vita a gonfie vele. Il sole sorge per tutti, per i belli, brutti, cattivi e buoni. O no? Amen. E quando piove, piove per tutti. Noi abitiamo sotto questo cielo. L'unica differenza è che ha Gesù nel cuore, ha fiducia in colui che lo libererà, che lo aiuterà, che lo sosterrà. Amen. Ma se non hai speranza nel Signore, se non hai la sicurezza della sua presenza nella tua vita, sarai disperato. Cristo è la nostra speranza invece. E in mezzo alle difficoltà noi crediamo che Egli è la soluzione ai nostri bisogni. È la risposta alle nostre domande. È colui che ci acquieta, che ci rasserena e ci dà la calma. Amen. Gloria al Signore. In quello stesso giorno, questo giorno sembra interminabile. Quante cose ha fatto il Signore? Sale sul monte, predica, guarisce la folla, va in casa. Ancora il giorno non è finito. In quello stesso giorno, alla sera, Gesù disse loro: passiamo all'altra riva. Forse era anche stanco il Signore. Passiamo all'altra riva. E i discepoli, concitati dalla folla, leggiamo, lo presero così com'era nella barca.
Io non so se il Signore era seduto, era in piedi, ma credo, mi dà l'idea che lo presero così, forse il Signore era anche stanco di muoversi, però forse 2 o 3 discepoli l'hanno preso così com'era. Signore, tu non cammini, ti aiutiamo noi, andiamo nell'altra barca. L'ho preso in braccio forse, così com'era. È importante prendere Gesù così com'è. Ci sono cose che comprendiamo, non comprendiamo, arriviamo, non arriviamo a comprendere, ma se c'è qualcosa di buono nella sua parola, una parte del suo spirito che tocca il nostro cuore, riceviamola così com'è. Amen? E poi tutto il resto lo comprenderai dopo. Ci vogliono degli anni come la sorella, non lo so, o come me. Ma una cosa so, il Signore Gesù non si stanca di insegnarci. È paziente. Ci facciamo grandi. Io, veramente l'ho detto tante volte, sto capendo ora tante cose. E più mi faccio avanti con gli anni, più mi piace capire ancora di più. E non voglio smettere di imparare, di capire. È come se entrassi in un luogo, ma gli occhi vedono tante cose che ti piacciono e le vuoi tutte, no? Voglio di più dal Signore. Alleluia. Vogliamo di più da Lui. Lo presero così com'era nella barca. C'erano altre barche con Lui. C'erano anche altre barche che lo seguivano, però Gesù solo in una barca era. Molti parlano di Gesù. Ci sono tante religioni, ma come dicevo ieri mattina, la religione non salva. Amen. La verità è solo una. Nessuno può dire io ho la verità, loro no. La verità è una. E Gesù solo può dire io sono la via, la verità e la vita. Amen. E nessuno va al Padre se non per mezzo di me. Amen. Quando Ponzio Pilato doveva giudicarlo e non riusciva a giudicarlo perché non riusciva a trovare qualcosa di non buono in Gesù, preso da confusione disse: ma cos'è la verità? Qual è la verità? E Gesù rispose: io sono. Ricordate questo passo? Io sono. A questa affermazione io sono, Ponzio Pilato, questa potenza, io sono, chi può dire io sono? Solo Dio è. Gloria al Signore. Amen. Mosè quando fu chiamato dal pruno ardente, vi ricordate? Ma chi devo dire che mi manda? Tu mi mandi dal faraone, quello dice, ma qual è il nome, quale Dio è? Ma c'è uno solo Dio, vero? Uno solo, io sono. Devi dire, io sono mi ha mandato. Qual è il nome di Dio? Io sono. Tutto. Amen? Ecco perché Gesù ha potuto ripetere, io sono, perché Gesù è Dio. Amen. Amen. Amen? Alleluia! Prendono il largo. E questi pescatori, perché pescatori erano, esperti della navigazione, chissà quante volte avevano preso la barca e passare all'altra riva, quante volte pescare, no? È il loro lavoro, chissà quante volte l'avranno fatto quel tragitto. Ma quella era un'occasione speciale che dovevano sperimentare chi è Gesù. E Dio usa una tempesta. Lui è tranquillo, là, riposare. Ma questi si spaventano. Io credo che tutti sapessero nuotare. Un pescatore che non sa nuotare è strano, penso che non esista, no? No? Quindi, esperti. Ma non importa quanto esperto tu possa essere, quando avvengono certe cose viene anche paura. Amen. È vero? Amen. Avete conosciuto mai quelli? Io non ho mai paura di niente, io. Poi sono i primi.
Sono i primi proprio, mamma mia come faccio? Guarda il medico cosa mi ha detto. Alleluia, gloria al Signore. Questa tempesta chissà com'era, per suscitare questa paura in loro. Gesù era tranquillo. Perché era tranquillo? Perché Gesù sa sempre quello che fa. O no? Amen. Gesù ha sempre il controllo delle cose. Gesù sapeva che non doveva morire lì, in quella barca. Il suo compito era morire in croce. Ma i discepoli non lo comprendevano. Oh, Gesù, dormi? Non ti importa che noi periamo? Chissà come doveva sentirsi il Signore. Mamma mia. De coccio. Ma quanti miracoli avete visto fare? Quante cose mi avete visto fare? Ancora non avete compreso. Taci! E si fece gran bonaccia. Ma chi è costui? Che persino il vento e il mare gli ubbidiscono. Chi è costui? Sai tu chi è costui? Sappiamo noi chi è? Amen. È Gesù, il Creatore, l'Onnipotente, il Figlio di Dio. C'è qualcosa che il Signore non possa fare? Dio può ogni cosa. Amen. Hai bisogno questa mattina? C'hai un bisogno in questa mattina? Amen. O tutti zitti? C'è bisogno? Amen. Qual è il tuo bisogno? Non lo dire a me. Perché io non posso fare nulla per te oltre che pregare. Ma c'è qualcuno che può fare ogni cosa per me. Alleluia. E il suo nome è Gesù. Amen. Vogliamo alzarci in piedi?